La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e una donna, cittadini gambiani di 43 e 44 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del Commissariato Centro, durante un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti all'interno di Parco Sempione, precisamente nelle adiacenze dell'Acquario Civico, hanno controllato una coppia che si trovava seduta su una panchina e che aveva destato sospetto. Nella borsa della donna vi erano 39 involucri con 278 grammi di marijuana e 584 euro, mentre all'interno della scatola di uno sciroppo che la stessa donna teneva in mano, i poliziotti hanno rinvenuto 6 involucri di hashish. L'uomo invece è stato trovato con 1,7 grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni e la somma di 102 euro, mentre all'interno della busta della spesa che portava al seguito, gli agenti hanno rinvenuto 249 grammi di marijuana. I poliziotti del Commissariato Centro hanno così arrestato i due cittadini del Gambia, sequestrando loro delle bottigliette di plastica contenenti del liquido che verrà sottoposto ad analisi. Stiamo lavorando per poter effettuare i tamponi a chi rientra in aereo da Spagna, Grecia e Malta direttamente in prossimità o all'interno degli aeroporti di Linate e Malpensa. Lo ha annunciato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Sui siti internet di Regione Lombardia e delle ATS di riferimento per il proprio domicilio si trovano le modalità operative per l'autosegnalazione e la successiva effettuazione del tampone per chi proviene dai 4 paesi indicati dall'ordinanza ministeriale del 12 agosto scorso. Tampone che può essere sostituito dall'attestazione di esito negativo di un test analogo effettuato 72 ore prima dal rientro in Italia. Sono in fase conclusiva i lavori per il recupero funzionale dell'ex piscina all'interno del Parco Trotter. Entro settembre il grande spazio di 1800 m² sarà di nuovo a disposizione della scuola e dei cittadini. L'area oggi presenta 2 nuovi campi sportivi multifunzionali di 25 x 16 metri ciascuno, che possono essere utilizzati per praticare pallavolo, pallacanestro e calcetto, e anche per spettacoli all'aperto. La superficie dei campi è stata colorata con 2 sfumature d'azzurro per ricordare l'antica funzione di quel luogo, la piscina scolastica della Casa del Sole, inaugurata nel 1925 e dedicata ai bambini con la tubercolosi. La proposta di riqualificazione aveva vinto il bilancio partecipativo del Comune di Milano, finanziando i lavori per un totale di circa 420.000 euro. La Polizia di Stato di Pavia ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino di 31 anni. Nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, i poliziotti della squadra volante del commissariato di Vigevano hanno fermato il 31enne, che aveva destato sospetto in quanto a piedi, alla vista degli agenti in pattuglia, aveva svoltato repentinamente in una via laterale, quasi a volersi sottrarre ad un eventuale controllo. Dopo aver constatato che il cittadino straniero, privo di documenti, occultava in un pacchetto di sigarette della marijuana avvolta nella carta stagnola e la somma di circa 200 euro in banconote di vario taglio, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, rinvenendo all'interno di slip e calze 5 singole dosi di cocaina. Il tunisino con precedenti è stato dunque denunciato all'autorità giudiziaria per spaccio. L'uomo era già stato segnalato sempre dal Commissariato di Polizia di Stato di Vigevano lo scorso 12 agosto per furto in abitazione in concorso con suo connazionale.